Pronti? 1, 2, 3. Buono il segnale e subito in vantaggio ci va Axel Nib, veloce con il 2. Numero 8 Full Iron squalificato. C'è l'errore intanto di Brigante Risaia. Numero 1 Brigante Risaia squalificato. Axel Nib in testa viene presto raggiunto e superato da Eubuleo, che passa così a condurre dopo 300 metri di gara, terza posizione per Batman Griff, mentre all'esterno viaggia Dandy de Godrel seguito da Endrigo, che è il netto favorito della prova. Cavalli a completamento dei primi 600 metri con Dandy de Godrel che attacca Eubuleo, lo impegna a fondo. Ripetiamo, numero 1 Brigante Risaia squalificato. E passa a condurre in 800 metri in 59,4 con spesa dunque per Dandy de Godrel, che è leader dunque su Eubuleo. Axel Nib in terza posizione, all'esterno rimasto scoperto Endrigo che progredisce e avanza con decisione dopo il primo chilometro percorso in 1:14,4, andatura quindi molto sostenuta. Endrigo raggiunge ora in seconda posizione Eubuleo, ma davanti c'è sempre Dandy de Godrel che continua a fare andatura e costringe Endrigo a compito davvero oneroso. Ora però Endrigo raggiunge Dandy de Godrel, lo appariglia completamente a 500 dall'arrivo e sferra l'attacco decisivo. A 400 dalla conclusione si porta in vantaggio, prende subito 2 lunghezze di margine e allunga ancora Endrigo. A metà della curva conclusiva ha chiuso la partita. Endrigo in nettissima evidenza, retta d'arrivo con Endrigo che ha una trentina di metri sui rivali. Dandy de Godrel cerca di mantenersi in seconda posizione ma va in difficoltà. Endrigo finisce rallentando, vince facile il secondo posto sul palo è per il numero 6 Batman Griff, mentre al terzo finisce ancora Dandy de Godrel. 1:14,4 da tarare ovviamente per l'allievo di Andrea Sarzetto e Manuel Pistone, che raddoppiano così in giornata. Endrigo, troppo bella l'ultima di Padova. Oggi vince davvero facile contro un avversario che comunque gliel'ha fatta sudare. Vedete un vantaggio nettissimo sul traguardo, finisce molto bene Batman Griff al secondo, al terzo il numero 10 di Dandy de Godrel, che aveva cercato di opporsi all'allievo di Manuel Pistone e Andrea Sarzetto per conto della scuderia Marodà.